Assessore? Beh, io buonasera a tutti. Intanto sento la necessità di ringraziare il signor Panin che mi ha tirato in causa e ha ricordato anche qual è stato lo sforzo dell'amministrazione comunale per tentare di dare a quell'area, visto che c'erano già degli insediamenti che avevano prodotto dei disagi nella frazione, vedi la Purina, la San Marco Gas e la stessa Pansac, che il signor Drigo conosce bene. Ci siamo impegnati nel tentativo di trovare delle attività produttive che avessero, diciamo, il minore impatto possibile, fossero legate con il territorio e potessero in qualche modo interagire per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Questo era il nostro obiettivo, ha fatto bene a ricordarlo. Ricordo benissimo gli incontri che abbiamo fatto in municipio proprio perché noi consideriamo quell'area un'area particolarmente sensibile. Bene, ci sono delle cose che vanno comunque ribadite. Io credo di averlo fatto anche non più di 2 sere fa assieme a oltre una decina di compaesani che affrontavamo questa questione ribadendo quelli che sono gli obiettivi dell'accordo di Kyoto e quindi la necessità assoluta di andare a utilizzare fonti alternative al petrolio, per dirla in breve, ma comunque ci sono tantissimi testimoni che possono ribadire questa cosa. L'ho fatto anche nell'incontro pubblico che l'amministrazione comunale, sempre in questa stanza, ha indetto, proprio perché noi sposiamo quelle che sono le scelte dell'accordo di Kyoto e le direttive della comunità europea. Poi ci sono ovviamente le posizioni che non sono personali, cioè sono delle posizioni conseguenti a una lettura della documentazione che ci è pervenuta, purtroppo diversamente dal passato, dalle esperienze del passato. Non è passato prima attraverso l'amministrazione, ma è passato prima attraverso la Regione, che ha colto in parte impreparato, sicuramente il sottoscritto, non lo so gli altri. Ci siamo incontrati e credo proprio martedì sera di aver ricordato quel passaggio ai 13 concittadini che eravamo, dove avevo indicato la necessità di uscire da quello che è l'area di inedificabilità prodotta dalla San Marco Gas e anche, se possibile, perché oltre a questo impianto voi avete un'ipotesi ulteriore, e arretrare questo impianto anche oltre lo stabilimento in modo tale che lo stesso stabilimento producesse una barriera con cioè una barriera rispetto al grosso della frazione. Detto ciò, se si parla di olio di palma lo facciamo perché l'abbiamo letto nella documentazione che è stata presentata, cioè, nessuno può dire che ce lo siamo segnati. Abbiamo aperto la documentazione e l'abbiamo letto. Poi questo trova un'ulteriore conferma sempre dalla documentazione della Cereal Docs, mica da altre fonti, che la stessa Cereal Docs nel 2006 ha acquistato a Marghera un magazzino costiero per riportare fedelmente la dicitura che trovo nella documentazione della San Marco Gas, con una capacità di circa 30.000 metri cubi. Considerando che questo impianto consuma 1,5 metri, cioè 16 tonnellate l'ora, no, 1,7, esatto. Siamo quindi in una potenzialità di circa 1 migliaio di giorni di lavoro di questo impianto. Scorrendo poi le pagine della documentazione trovo anche come voi immaginate, diciamo, di alimentare questa centrale. Va ricordato, l'ho detto qua, appunto nell'incontro che avevamo promosso come amministrazione, che noi riteniamo assolutamente necessario soprattutto che queste attività siano a chilometro zero e che poi utilizzino quelle che sono le risorse locali, preferibilmente quelle locali. Per quale ragione? Perché comunque tutto il materiale che nasce, che cresce, che si sviluppa, poi nel momento in cui fermenta, ritorna a terra, rilibera il CO2 che ha acquisito durante la sua vita. E discutevamo, se non ricordo male,
era una proposta anche di un noto coltivatore del territorio, nonché presidente della strada dei vini d'Occhio, se non ricordo male, di usare per esempio i tralci delle viti per alimentare centrali di questo tipo, che comunque libererebbero nel nostro territorio il CO2 che dal nostro territorio hanno assorbito. Allora, il problema è questo: se ci sono delle osservazioni che poi sono state messe in discussione o che sono elemento di discussione, queste sono nate dalla documentazione e da quello che la CEREA DOCS ci ha messo a disposizione. Noi abbiamo una perplessità, che è questa, che se la CEREA DOCS, così come previsto anche negli attuali documenti, viene alimentata con risorse diverse da quelle di questo territorio, è chiaro che questo territorio subirà un'implementazione di CO2, di quel CO2 che è stato assorbito da altre parti. E ben si sa che la pianura padana è uno dei 4 siti più inquinati della crosta terrestre. Beh, forse questo non è l'obiettivo che noi ci diamo, spero neanche voi. Allora, la preoccupazione dei cittadini nasce da questi elementi e quindi non da chissà che riti più o meno voodoo o sogni di altra natura. Noi abbiamo sempre invece sostenuto che è necessario che gli insediamenti che si vengono a realizzare nel nostro territorio interagiscono e concorrono a far crescere anche l'economia locale. Cioè, questo è un nostro obiettivo che avevamo allora e abbiamo ora. Allora, è abbastanza evidente che ci sono delle discresie rispetto a quelli che sono, diciamo, i trend. Si fanno i mercati a chilometro zero. Voi ci documentate che l'olio di palma arriva, viene immagazzinato, viene tradotto, viene trasportato e noi facciamo un paio di calcoli, visto che ho fatto una battuta qualche tempo fa, non ho visto palmiti nell'Hong Kong, ho immaginato dove questo olio di palma potesse essere prodotto e alla fine forse il saldo energetico era un saldo energetico negativo, ma voglia Dio, sono questioni che abbiamo discusso anche in commissione, si ricorda. Se adesso le cose sono cambiate, beh, fatecelo, documentateci questo. Poi scorrendo nella documentazione evidentemente c'erano anche delle altre considerazioni da fare. La prima, che si utilizza un motore che ha, per qualche ragione, probabilmente anche legato allo stesso prodotto, è diciamo datato dal punto di vista progettuale, non è un Comorel, non ha una serie di altre qualità che probabilmente vengono in qualche modo mitigate attraverso quei filtri a calza, il catalizzatore, che però, vedi caso, osservando attentamente il progetto, anche un bypass che non ci dovrebbe essere, perché se è vero che i filtri a calza, il catalizzatore possono avere delle difficoltà, è altrettanto vero che in questo caso si ricorre all'uscita diretta, perché questo si legge dalla vostra documentazione. Allora, tutto questo e un paio di altre cose, comprese le considerazioni di natura economica che ha fatto l'amico Drigo, che poi qualche volta è probabile si sacrifichino gli ideali sull'altare delle convenienze economiche, che ne nascono le perplessità. Ultima considerazione, ma non credo la meno importante, è che questo insediamento, di cui prima che ci fosse fornita documentazione dalla Regione noi non avevamo nessuna informazione, va a collocarsi all'interno di un'area che noi ritenevamo già sufficientemente compromessa, per non dire purtroppo gravemente compromessa. E quindi per questa ragione l'amministrazione comunale, il sottoscritto, non condivide allo stato attuale questo vostro progetto. E scusatemi se ho detto delle cose che non corrispondono alla verità, però sta a voi dimostrare che quello che io ho detto